Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, pronti ad aprire insieme questo mese di marzo, questa prima giornata di marzo in compagnia delle stelle di Radio.0 e di tutte le ultime novità. Quindi non perdiamo altro tempo, iniziamo subito. Ariete, congiunta a Saturno, la luna nel segno amico dell'Acquario promuove per voi un atteggiamento costruttivo da mettere al servizio di un progetto di gruppo. Molte occasioni poi concrete da cogliere sul fronte professionale, in particolare privilegiate le iniziative a lunga scadenza. Toro, pochi gli svaghi ma grande concentrazione nell'attività in questi giorni che vi ripaga con belle soddisfazioni. Da frenare la competizione in team infatti rendete molto di più. Non vi perdete in chiacchiere e lottate con passione per i vostri obiettivi, aprite porte nuove e poco prevedibili. Gemelli, tutto scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale con la luna in Acquario, condividete con gli amici propositi di ampio respiro. Giornata perfetta per organizzare una serata da spendere dove e con chi volete, ottima anche per il gioco di squadra. Cancro, le priorità lavorative richiedono massimo impegno da voi, trovate geniali vi consentono di mettervi in luce, ma i sentimenti dall'altra parte sono in sordina, in fondo non si può avere tutto. Un legame affettivo familiare in particolare è un nodo da sciogliere, la vostra vita ne trarrà poi giovamento. Leone, l'orgoglio è un punto debole per voi, non una prova di forza. Vi farà bene ammettere serenamente il disagio che suscitano in voi certi ricordi o situazioni. Restate in contatto con i vostri stati d'animo, sarete in questo modo più autentici e troverete molta solidarietà. Vergine, lavori, incassi e gratificazioni in questo inizio marzo sono a portata di mano. Impostate tranquillamente adesso programmi che dureranno nel tempo, senza farvi prendere dalla fretta, mi raccomando. Qualche interferenza esterna dall'altra parte mette un po' a soqquadro la vostra organizzazione, noie però che dureranno poco. Bilancia, sostenuta dalla vostra fantasia e da un'energia forte, la creatività va al massimo, permettendovi di esprimere il vostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale vi lasciate andare a confidenze molto intime. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno, ma per molti di voi non è una novità, anzi una consuetudine, verranno momenti migliori. Cos'è tutta questa frenesia? Forse il tentativo da parte vostra di mettere ordine in varie faccende, affrontate però, come consigliano le stelle, una cosa alla volta. Sagittario, vitalità e forza fisica vi daranno l'energia per uscire, fare nuovi progetti e rispondere adeguatamente ai tanti stimoli offerti dalle vostre amicizie. L'amore poi è sensuale, i colpi di fulmine fanno centro quando meno ve l'aspettate, quindi state in campana. Capricorno, marzo apre in voi interessi filosofici e spirituali, forse in un'associazione umanitaria, è possibile che dobbiate aiutare qualcuno, fatelo senza ripensamenti né vanterie. Coltivate gli spazi extra lavorativi invece per rilassarvi completamente, specie se ultimamente ci sono stati dei contrasti con i colleghi. Acquario, il rendimento in termini pratici lascia un po' a desiderare, ma influenzati positivamente dall'esempio altrui rivedrete le vostre posizioni in maniera migliore. Tante le occasioni di confronto e tante le discussioni promosse dall'irrequietezza e dalle novità, voi stateci dietro. E chiudiamo con i pesci. Il settore familiare vive un momento sereno, i cuori in coppia fanno grandi sogni e molti si realizzano nei modi e nei tempi sperati. Una storia fatta di mistero vi attrae? Avete il solletico nelle vene, ma non esagerate nello svelare le emozioni. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo 1 marzo dalle nostre stelle. Vi auguriamo una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.